È stato alunno del seminario vescovile di Padova per 8 anni, dal 1850 al 1858, Papa Pio X, al secolo Giuseppe Sarto, il Papa Veneto Santo, la cui memoria liturgica ricorre il 21 agosto. Dopo aver fatto tappa dal 6 al 15 ottobre a Riese e Treviso, le sue spoglie torneranno a Padova dal 16 al 17 ottobre per poi raggiungere Venezia durante la peregrinazio dell'Urna in occasione dei 120 anni dall'elezione al soglio pontificio, avvenuta il 4 agosto 1903. Nato a Riese da una famiglia di umili origini, Giuseppe Sarto, il parroco di campagna, come amava farsi chiamare, fu vescovo di Treviso e Mantova e patriarca di Venezia prima di salire il soglio di Pietro. Papa Pio X morì il 20 agosto 1914 e venne proclamato santo esattamente 40 anni dopo, nel 1954. Numerose le realtà che a Padova portano il suo nome, dalla parrocchia destinata a San Pio X alla Stanga, alla casa dove hanno sede gli uffici diocesani in via Vescovado al Multisala. Il benestare del cardinal Mauro Gambetti, a seguito del nulla osta della Segreteria di Stato Vaticano, che permette la stazio dell'urna con le spoglie mortali di San Pio X, è arrivato proprio in questi giorni, a seguito di una richiesta presentata lo scorso giugno dal vescovo Claudio Cipolla. Il programma dettagliato dei 2 giorni verrà definito e reso noto nelle prossime settimane.